Va ora in onda la rubrica Parola agli animali, a cura dell'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Salve a tutti gli ascoltatori e telespettatori di Radio Conegliano. Come promesso, eccoci qui di nuovo con un video e un nuovo argomento di cui non vedo l'ora di parlarvi. Io sono sempre Marta, sono una volontaria dell'associazione ENPA della sezione di Treviso, Ente Nazionale Protezione Animali. E se la scorsa settimana vi ho parlato di volontariato, oggi voglio parlarvi di adozioni. L'adozione è da sempre, anche se a distanza, un aiuto prezioso per migliaia di animali. L'ENPA ha da sempre quindi questo particolare compito di accogliere cani, gatti e molti altri di loro per poi successivamente affidarli a famiglie oppure a farli vivere nuove realtà. L'iter per quanto riguarda le adozioni e i limiti che spesso l'associazione impone non sono sempre compresi fino in fondo, e soprattutto per chi ne ha provato l'esperienza e magari ne è rimasto deluso. Però vi voglio confermare sin da ora che tutto quello che noi facciamo è fatto unicamente per il bene degli animali che accogliamo anche nel peggiore dei modi e che poi abbiamo fino adesso curato e accudito. Le nostre richieste di adozione infatti sono per animali di compagnia e sottolineo di compagnia. L'ENPA di Treviso nell'anno 2015 ha affidato ben 468 cani, 624 gatti e 30 di altri, per un totale di 1122 animali, mantenendo il primato della sezione in tutta Italia per quanto riguarda le adozioni. Quello che andrò a raccontarvi e a presentarvi oggi è tutto frutto di anni di esperienze vissute e fatti davvero accaduti e che continuano ad accadere. E infatti tutte le scelte che i responsabili delle adozioni attuano, anche se sembrano esagerate, sono per evitare attese delusioni sia per i cani sia per i volontari che ogni giorno quando vedono adottare un cane non lo vorrebbero mai rivedere tornare indietro. Per quanto vi parlerò oggi di cani, per quanto riguarda invece l'adozione dei gatti ve ne parlerò la volta prossima. Per ogni futuro adottante che entra nelle nostre strutture in cerca di un nuovo compagno e amico, noi saremo sempre pronti a consigliarlo al meglio, senza però venir meno ai principi di etica a cui l'ENPA tanto tiene. Infatti ve ne presenterò alcuni e così potete anche voi comprenderci meglio. Intanto fatevi consigliare dal volontario che vi segue, conosce bene gli animali con cui ha a che fare e saprà quindi indirizzarvi verso quello che maggiormente potrà rubarvi il cuore. Infatti, in base alle vostre richieste, il volontario riuscirà sempre a seguirvi al meglio. L'ENPA tenderà sempre a privilegiare i cani anziani o quelli che sono più tempo in canile, appunto perché a differenza magari dei cuccioli e dei giovani cani rischiano davvero di finire i loro giorni lì dentro. Molti da noi arrivano con l'idea di adottare un cucciolo, ma magari con la convinzione di poterlo crescere in base alle proprie esigenze, alle proprie richieste, però posso confermarvi che molto spesso non è così. Infatti, a volte mancano anche inconsapevolmente tutte quelle capacità di educazione del cane piccolo e si può andare incontro a degli comportamenti magari che poi rischiano in un futuro, proprio nel peggiore delle ipotesi, di far tornare il cane in canile. Infatti sempre per quanto riguarda adottanti di cuccioli consigliamo nei primi periodi di affiancarsi a un educatore. Eviteremo inoltre sempre di far adottare cuccioli o cani giovani a persone anziane. In primo luogo per una differenza di energie e di attenzioni che il piccolo mette in gioco, e in secondo luogo la reale situazione del padrone che ha delle differenti abitudini e richieste diverse. Inoltre un altissimo numero di cani giovani adottati da persone anziane ritornano in canile perché una volta che il padrone non può più occuparsi di loro manca il sostegno da parte della famiglia o comunque delle persone vicine ad accudirlo e a gestirlo al posto suo. I cani adulti, a differenza dei cani più giovani, potranno invece stupirvi della loro capacità di gestione quotidiana.
dopo anni di canile o di vita passata. Soprattutto i cani in canile sono da noi educati al meglio per fronteggiare un futuro inserimento in una famiglia, dai viaggi in auto, dalla gestione del cibo, al controllo del territorio, alla socializzazione con altri animali o semplicemente le passeggiate, guinzaglio e a fianco a una strada trafficata. E quindi al momento della scelta del vostro prossimo amico noi saremo quindi pronti a prepararvi anche al peggio, perché si sa, adottare un cane è responsabilità, è impegno e non è una scelta che va presa molto alla leggera. Valuteremo quindi insieme a voi in base alle vostre richieste e in base anche al carattere del cane che potrà fare più al caso vostro. L'EMPA e tutti i suoi volontari infatti eviteranno sempre di fare degli abbinamenti, degli accostamenti poco idonei tra adottante e cagnolino, se ovviamente la situazione lo richiede. Questo aspetto anche non deve essere visto in luce negativa, ma ovviamente come un'ulteriore protezione che noi diamo al cane, in quanto esperienze decennali confermano e continuano a confermare un ritorno del cane in canile nei pochi mesi successivi all'adozione. I cani sono stati riportati in canile per i motivi più svariati, dal fa pipì a baia troppo, salta, quindi bisogna davvero essere pronti a fronteggiare qualsiasi tipo di situazione in modo da non avere futuri ripensamenti, che sono quelli che noi cerchiamo sempre di evitare che accadano. E noi infatti per tutti i nostri piccoli amici desideriamo una casa che lo accolga come parte integrante della famiglia. Lui vuole stare con voi, con il nuovo branco, pronto a dare amore, allegria e compagnia, e solo così potrà davvero integrarsi e si potranno evitare quelle brutte abitudini, brutti comportamenti, anche scappatelle continue, quindi cose spiacevoli. Infatti lui vuole partecipare alla nostra vita, alle vacanze, ai giochi con i bambini, alle passeggiate, e bisogna quindi che l'adottante sia pronto a partecipare alla vita dell'animale. Non di sicuro, ad esempio, relegandolo in recinto, perché a quel punto non ci sarebbe differenza dalla situazione di prima, e neanche lasciandolo sempre in giardino, perché si può avere davvero il giardino più bello e più grande che si possa desiderare, ma il cane resterà sempre lì fuori da solo e si sentirà davvero eternamente in punizione e isolato. Ne approfitto inoltre per ricordare la legge regionale numero 60 del 17 del 2014 che vieta di tenere il cane a corda o a catena. Andando ora più sul concreto, vediamo insieme cosa vuol dire, come si fa per adottare un cane nelle nostre strutture. L'iter delle adozioni EMPA prevede 3 fasi. Una prima fase è quella del preaffido, dove verrà proposto un questionario dove andremo a conoscere meglio il nostro adottante e le condizioni con cui vuole accettare l'animale. Ci sarà poi un controllo dell'abitazione, nel caso per quanto riguarda la recinzione esterna, obbligatoria se ci fosse un giardino. Poi abbiamo il momento dell'adozione, dove vi porteremo il vostro nuovo coinquilino e al momento del suo arrivo in famiglia vi daremo altri consigli sotto tutti i punti di vista, in modo da aiutare e a far cominciare davvero al meglio questa nuova avventura da entrambe le parti, soprattutto se in casa magari ci sono già altri animali. Si faranno poi tutte le carte del caso, vi faremo fare il passaggio di proprietà del cane da EMPA a voi, sistemeremo le carte per quanto riguarda prossimi vaccini e futura sterilizzazione obbligatoria nel qual caso non ci fosse già. E inoltre non voglio far dimenticare che l'EMPA è una ONLUS, quindi non ha finanziamenti governativi ed opera solo grazie a chi partecipa e a chi condivide le sue finalità. Saremo quindi felici nel qual caso vogliate al momento dell'adozione lasciare un'offerta che è per sopperire a tutte le cure mediche, spese mediche e gestionali del cane fino ad ora. L'ultima parte è quella del post affido, dove verremo in un secondo tempo a controllare che tutto proceda per il meglio, che in famiglia vada tutto bene, che il cane sia tenuto come deve, e nel qual caso ci fossero problemi saremo di nuovo pronti con aiuti e consigli in modo da risolverli ed evitare magari i ripensamenti. Quindi, concludendo, finché cani e altri animali verranno abbandonati per i motivi più futili o comunque più impensabili, noi saremo sempre qui a lavorare per loro, per assicurargli una casa e un futuro di amore e di rispetto come meritano.
Quindi se vi ho incuriosito, se avete in mente di allargare la famiglia e volete venire a conoscere i nostri ospiti, potete trovarci, ripeto, nelle 3 sedi di Treviso. Abbiamo la sede principale a Ponzano, in via Fossa 5, dove le adozioni sono gestite da Daniela e Michela. Il numero di Daniela è 347 738 0309, quello di Michela 338 1452 328. Mentre invece per quanto riguarda il Gattile di Conegliano in via Cadivilla abbiamo Cinzia 347 696 1736. Per quanto riguarda il rifugio di Sarano a Santa Lucia di Piave in via Vanizza abbiamo Alessandra 347 358 6940. Tutte queste persone vi potranno consigliare nel migliore dei modi al momento della ricerca del vostro prossimo compagno. Io anche per oggi ho finito, ci rivedremo la prossima volta con un altro argomento, sempre o spero comunque interessante, e continuate comunque a seguirci sul nostro sito www.empa.it e su quello provinciale www.empatreviso.it, sulla nostra pagina Facebook di Empa Treviso, dove potrete sempre essere aggiornati sugli eventi e sui nuovi arrivati. Detto questo, ciao a tutti e grazie per avermi seguito ancora. Avete visto ed ascoltato la rubrica Parola agli animali, a cura dell'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali.